Ultimo appuntamento con il dottor Lucio Marrone nella rubrica del dottor Paolo Madeschi, 3 minuti per la tua salute, vediamo. Bentornati alla nuova puntata di 3 minuti per la tua salute e oggi sarà una trasmissione un po' particolare perché spiegherò il perché abbiamo avuto una collaborazione con il dottor Lucio Marrone che voi avete visto nelle settimane passate. Ecco, voi sapete che io tratto molto ultimamente tramite la mia terapia con l'ossigeno le lesioni degli arti inferiori, le ulcere, il piede diabetico. Lui tratta i problemi della postura che possono anche prevenire questi problemi. Lui lavora metà in Italia e metà in Spagna e abbiamo trovato una collaborazione. Come l'abbiamo trovata? Beh, semplicemente il dottor Madeschi, appunto, con la sua invenzione, riesce a curare perfettamente le piaghe e quindi tutti i problemi che comportano i problemi dei piedi, appunto, soprattutto dei piedi e delle gambe, degli arti inferiori. Io riesco con un assetto, una convergenza della persona, a fare un po' il gommista, ecco, della persona, a far sì che il piede si comporti in maniera molto più coerente e quindi affinché si formino meno ulcere. Riesco con appunto questi supporti a far aprire il piede sul terreno piano in maniera abbastanza stabile, coerente e che può fare la differenza in questo caso. In casi appunto di diabetici, in caso di queste cose qua. E abbiamo potuto vedere che tutto sommato fuori dal nostro territorio in Spagna abbiamo potuto imbastire qualcosa con più soddisfazione, anche di collaborazione assieme, a vantaggio delle persone più che sul nostro territorio. Sì, dimostrando effettivamente che si può spendere molto meno a livello sanitario con l'invenzione del dottor Madeschi. Siamo riusciti ad entrare sul territorio. Soprattutto in questo momento siamo alle Canarie, quindi in un posto che si sa, è risaputo, è endemico per quanto riguarda questo tipo di patologie. Stiamo realizzando uno studio con l'università locale e siamo entrati già in alcune cliniche private e appunto si riesce a lavorare con più tranquillità e ottenendo dei risultati molto alti. Bene, noi vi terremo anche informati sull'evoluzione, anche perché penso che sia soddisfazione per la nostra cittadinanza vedere che riusciamo a fare qualcosa all'estero apprezzato. Certo. Bene, ringraziamo il dottor Lucio Marrone che ritornerà in quelli della Spagna e noi ci vedremo con qualcun altro le settimane prossime.